Buonasera da Adria, seconda serata dei venerdì d'estate, tempo incerto però ciò nonostante un sacco di gente. Buonasera sindaco, cosa c'è questa sera in particolare? Beh, oltre agli tanti appuntamenti musicali che potete trovare nelle piazze e nelle vie di Adria, in piazza Cavour ad esempio c'è un'esibizione di un gruppo di danza che si sta esibendo, ma questa sera la serata sicuramente è la seconda settimana di luglio, viene sempre caratterizzata da My Dog, questo appuntamento che arriva prima della pausa estiva, proprio perché cerchiamo di sensibilizzare praticamente tutti noi, tutti quanti. Siamo naturalmente contro l'abbandono dei cani. Sapete che durante la pausa estiva i nostri amici a quattro zampe purtroppo sono vittime di abbandoni in ogni dove, ed ecco, questa è una serata dedicata a loro. Siamo già una settantina di cani che andranno ad esibirsi nel Blue Carpet di Adria, e abbiamo anche l'esibizione del gruppo cinofilo di Bologna, quella antisommossa, grazie anche al nostro questore che è venuto qui a presenziare e a salutare gli agenti della Polizia di Stato. Grazie sindaco, adesso seguiamo il tutto e come sempre Adria nel cuore. Adria nel cuore, sempre naturalmente, qui dentro. Una serata importante con un illustre ospite, Stefania Momo. Ci spiega che ruolo ha Stefania, perché è un ruolo molto molto importante. Io sono la presidente della scuola Triveneta Cane Guida, ma il mio ruolo è solo quello di rappresentare la scuola, ma senza tutti i volontari qui presenti e non solo non si farebbe nulla. La nostra è un'enorme associazione di volontariato. Vi abbiamo seguito, ringraziamo anche Michele che è il nostro gancio, che ci ha dato anche l'opportunità di promuovere le vostre iniziative. Quanto è importante un cane per un non vedente o un ipovedente? Beh, per me personalmente, che sono una fruitrice, posso essere una testimone di dire che è assolutamente fondamentale per rendere una persona non vedente autonoma nella maniera più completa, perché comunque ci vuole, per una persona cieca che riceve un cane, una base di autonomia personale è già predisposta, però il cane dà quel tocco in più che permette di spostarsi in libertà e in sicurezza, che un bastone bianco non dà e che una persona che accompagna non dà, perché l'affetto di un cane è diverso da quello di un umano. Ogni razza è adeguata a far questo oppure ci sono delle razze speciali? Ma il nostro addestratore sarebbe quello che dovrebbe rispondervi, però da quello che lui dice sempre, ipoteticamente sì, in pratica no, perché comunque ci sono delle razze più predisposte al lavoro di natura, come il Labrador, che sono il 99% di tutti i cani che noi addestriamo, oppure altri cani come il Flat Golden Retriever piuttosto che il pastore tedesco. Grazie di essere qui, dottore. Per noi è un onore avere qui il questore della provincia di Rovigo. La ringrazio anche perché ha naturalmente portato qui il gruppo cinofilo di Bologna, anti-aggressioni, mi sembra che si definisca così, e la ringrazio ancora per la sua presenza insieme alla sua signora. Grazie. Ma io ringrazio innanzitutto il sindaco che ha organizzato e il suo staff che ha organizzato questa bella serata. Tra altre cose il sindaco ha anche ordinato un po' di venticello, perciò stasera siamo belli freschi. Il questore vi ringrazia, saluta tutti i cittadini adriesi e soprattutto anche gli eventuali ospiti, e ci mette la faccia, perché oltre alle mani ci mette anche la faccia, perché è qua anche lui con la propria cagnolina, che voi la vedete all'interno della borsa, perché è una cagnolina un po' particolare, si chiama Minù, ed è una cagnolina cieca. Da 1 anno e mezzo è cieca, non ci vede, e per 9 anni ha fatto la cagnolina di compagnia a mia suocera, la mamma di mia moglie, che adesso ci guarda da là, e tra altre cose è una cagnolina che, diciamo, per certi versi potrebbe essere medaglia d'oro, perché le ha salvato anche la vita. Mia suocera una notte era caduta, lei l'ha notata, è andata alla badante e l'ha svegliata. Questa per farvela corta. Perciò io ringrazio anche la sensibilità di questa amministrazione comunale nei confronti dei cani e degli animali, per quello che potrebbe essere la parte più difficile. Ricordatevi, non c'è, con tutta la tecnologia, l'intelligenza artificiale anche che viene avanti, però non c'è nessun strumento come il cane che sappia fiutare l'esplosivo. È una cosa importante. Per quella piaga sociale che è la droga abbiamo i cani antidroga, ma soprattutto, adesso voi lo vedrete e anch'io mi allontanerò, perché
non è fiction, questa è quella che si può dire Real TV. Vedete, quel cane che adesso voi vedrete fa il lavoro di 20-30 uomini quando in una manifestazione ci sono i cosiddetti facinorosi. Perciò io consentitemi di fare l'applauso innanzitutto all'amministrazione comunale, al sindaco in testa che ci mette anche lui la faccia e le mani, prima portava addirittura anche il microfono, e se permettete un applauso anche ai miei uomini che sono venuti da Bologna. Ecco, adesso loro vi daranno una dimostrazione di quello che siamo capaci di fare. Il cane, come vedete, è bello agitato e perciò ci togliamo tutti. Allora, 3 anni e mezzo, il conduttore è un assistente e i 3 poliziotti sono 2 ragazzi e una ragazza della questura di Bologna. L'assistente si chiama Damiano, il cane Diesel, agente scelto farà il figurante, sarà la persona, insomma in questo caso lui il facineroso, e abbiamo Sara, sempre della questura di Bologna. Noi li ringraziamo perché per venire qui hanno fatto anche un po' di strada, quindi un applauso alla Polizia di Stato e a tutte le forze dell'ordine. MIDOC vuole bene alle forze dell'ordine. L'anno scorso, signor Questore, abbiamo avuto i cani della Guardia di Finanza. Tra l'altro Damiano è figlio d'arte perché suo papà è stato cinofilo della Guardia di Finanza, quindi questo allora, buon lavoro e Mattia, una cosa importante, perché stiamo parlando di cani e questa serata è dedicata a Bruno. Non so se avete visto quel cane che purtroppo è stato vigliaccamente ucciso, gli hanno dato boccone con dei chiodi, che era un cane che praticamente lavorava insieme al suo istruttore per trovare facinorosi e altra gente, perciò la serata dedicata al cane Bruno. Prego. Un applauso. Bravo Diesel, un applauso. È diciamo, un essere vivente in tutti i sensi, ha 4 zampe e che ci permette di lavorare bene. Io ringrazio anche nuovamente il sindaco, ma non per altro, per aver ricordato cosa è successo, cioè questo cane che è stato praticamente ucciso, perché di questo si tratta, per aver ingerito questo diciamo, boccone con i chiodi dentro. Anche ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale vorrà anche loro partecipare, dei cani che con noi collaborano, ma soprattutto poi vi dico anche tutto quello che è la protezione civile, grazie agli amici Rovigo per il centro degli animali, perché la civiltà, e finisco, la civiltà di un popolo si misura da diversi fattori, è uno di questi anche di come vengono trattati i propri animali. Ripeto che sono animali, forse bisognerebbe chiamarli con un nome un po' diverso, perché sono veramente esseri umani che danno tanto alle persone e all'umanità e ci fanno soprattutto vivere e star meglio. Grazie. Grazie veramente, grazie. Prego, continuiamo. E dopo l'esibizione dei cani antisommosse di Bologna, noi facciamo vedere una carrellata di questi cagnolini che poi sfileranno appunto nel blue carpet, e da Leandro Maggi, da Adria, del secondo venerdì d'estate, è tutto.
cuffia. Sarà accompagnato in guida la persona dentro sicuramente Paul guiderà con Davide. Siamo il top numero 1.